Signore e signori, buonasera. Intanto grazie a tutti per aver riempito le sale, nel senso che è veramente sorprendente il piacere che avete dimostrato nel venire qui. Quindi vi ringrazio tutti quanti moltissimo. Il sindaco è arrivato puntualissimo, quindi giusto in tempo per passarti il microfono per fare un saluto alla comunità di Vittorio Veneto legata all'università. Quindi cedo la parola al signor sindaco di Vittorio Veneto. Grazie, buongiorno Presidente. Sempre di corsa? Sì, ho fatto le scale di corsa, non solo le scale. Ringrazio anche l'Università della Formazione Continua che offre alla città momenti culturali. Oggi sono piuttosto intensi a Vittorio perché oltre a questo abbiamo il concorso corale. Stamattina la sezione A di musica sacra è la prima volta che si fa, era di un livello straordinario riconosciuto dalla stessa giuria. Oltre appunto a questa bellissima rappresentazione dell'amico Nino Valenti, poi abbiamo anche l'inaugurazione di una mostra a Palazzo Todesco. Insomma, difficilmente ci si annoia a Vittorio. Mi è già capitato di dire in un locale qui vicino, cioè al Museo della Battaglia, era presente anche l'assessore Oliana, che in una stessa sera nel giro di qualche centinaio di metri, cioè tutto qui a Ceneda, c'erano 3 manifestazioni tutte di alto livello. Poi c'è sempre qualcuno che dice che a Vittorio non succede mai niente. Vabbè, pazienza. Qui sta succedendo qualcosa, per cui grazie ancora e buon pomeriggio a tutti. Grazie signor Sindaco. E ringraziamo per il sostegno che dà all'Università, che speriamo sia continuativo e sempre di elevato valore. Passiamo alla rappresentazione di questa sera. Allora, innanzitutto, nella mia vita professionale, una volta sono entrato in quello che è un Sancta Sanctorum della Difesa, che è il forte dove vengono gestiti i servizi segreti italiani. Dovevo andare a parlare proprio con il responsabile dei nostri servizi e sono entrato nell'anticamera e mi sono sentito molto, ma molto orgoglioso, perché in questa anticamera c'erano le fotografie di tutti quanti le medaglie d'oro dei nostri servizi. La prima era di Alessandro Tandura ed era messa in evidenza rispetto a tutte quante le altre. Quindi quando parliamo di Alessandro Tandura e in questo caso di una commedia che nasce l'anno scorso, 2 anni fa, addirittura forse nei primi pensieri, negli scritti l'anno scorso, tra l'incontro di 2 personalità di spicco della nostra città, uno lo conoscete tutti, è Nino Valenti, l'altro lo conoscete, non è oggi purtroppo presente, il già presidente dell'università Gabriele Carniella. Pensando di fare qualcosa di interessante quest'anno, un anno importante perché è l'anno del centenario, hanno immaginato una commedia su Alessandro Tandura. E quindi, ricollegandomi a quell'impressione di giovane vittoriese che entra in un Sancta Sanctorum della Difesa, dico, questa commedia è nazionale, è importante, è un modo per ricordare un grande personaggio della nostra città. Quindi ricordatevi questi elementi questa sera. Grande personaggio, grande eroe della Prima Guerra Mondiale, medaglia d'oro al valor militare. Esiste ancora la volontà da parte di persone della città di ricordare non solo Alessandro Tandura, ma anche Maddalena, che ha un suo pregio. Non solo è stata anche lei decorata di medaglia d'argento a valor militare, ma è una donna coraggiosa. Donne coraggiose ce ne sono state tante nella Prima Guerra Mondiale, quindi oggi celebriamo non solo Alessandro, ma anche l'onore e il coraggio delle donne. Non so adesso cosa devo fare, credo di aver finito, quindi diamo via
commedia. Osteria della Mora Pellegrina, in seguito Osteria alle Colonne, di Andrea Petterle e Maria Spagnol. Non solo crocevia di personaggi caratteristici, ma anche un luogo dove ci si incontra, si parla, si spettegola, ci si aiuta e qualche volta si sdrammatizza un periodo così terribile della nostra storia. Scarpa larga e gotopien, ciappa le robe come le vien, caro mi beppi, giusta biciclette. E anche giusto ombrelle, paron Andrea, anche giusto ombrelle. Ciao, volevo dire che tan la fatta e tan la briga finché lo chiamava paramita. Ma di che parli tu? Ne Sandrina Tandura, via del maestro che la la vai. Quel piccinin, nero di capelli e di carnagione, ma se lo aveva riformato. E poi sta ieri sera in piazza del Domo, lei da chi lo ha chiamato? Troppo che bossa Andrea, che vince il vampise. Ah, tem de guerra caro, tem de guerra, le tanti che con la guerra, massa, anche i ministri. Ah, ecco, questo vuoi dire. Ma questa Andura e dice che vuoi studiare, satemi do, di lavorare poco o niente, ma è meglio che vai a fare militare, dai. Buongiorno, un Buondì, calice professore. please. Armatevi e partite, può far pacco. Ah, parvaltri professori, va tutto bene, ma te quegli altri a farsi copare. Istruiti però Andrea, così sa che i baionetti tedeschi fa male. E grazie all'istruzione, se la baionetta tedesca la va in zip, loro va in zap. E se la baionetta tedesca la va in zap, loro va in zip. Le va sempre di scherzare a lei, signor Andrea, anche quando mesce. Professor, quando che l'orta è battesa il vin? Pane, vin, la luganica sotto il camin, la farina sotto la panera e la polenta in terra caliera, parscula sar la vecchia campanera. Pane, vin, eccola qua! Mañana passuda, guarda che si perde anche il tovagliolo, Maria. Betti, guarda che ho l'ombrea grande qui a di Andrea che fa un curato del commercio. Te l'avevi appena aggiustata. 10 scale mi ha costato aggiustarla. 10 scale di Andrea, non fare spiritoso che avesse campanera. Ciao Maria, guarda che qui a te ha delle linee cotone non ti è mia tempesta, sa tu? Questo anno non ha mai tempesta. Oh, beh, qua no, ma chissà dove. Ciao Beduin, cosa hai voluto insinuare? Mi? Niente. Però hai vinto il giorno via Corbanere e là la tempesta è cara. E anche la signora Marisa rossa i capelli di casa corbanese, professore? Anche Mascia. Ah, guarda che omi senza onore, se morti che cammina. E poi, non è lui professore che gli aveva una passione per una rossa? Antonina, tanto so che non ti interessa, ma vai a fare la vita, parole eroe, l'ufficiale del Regio Esercito Italiano, un che giura fedeltà al re e mantiene la parola. Sandrina Tandura, non è vero che non ti mi interessa, ne tu capito benedetto le persone. Neanche buona. Guarda che adesso ho l'obbligazione di sposarmi, che mi capisce, vero, eroe? Mi sono fidanzato con Sandro Senti Tandura. cosa che mi tocca sentire. Non che basta, se vuoi ascoltare caldo. Ah, la signorina la si sposa con quel piccinino e magari la me fa nonna, mi, che proprio non vuoi, mi così giovane e così che piace ancora. Andrea, lei cura così putea? Mi toccherà pissarmi addosso forza la vita. Che cosa vuole, signora Maria? Sono giovani, impulsivi. Giovane, non vuol dire si sprota. Ma dai Maria, questo vuol dire il professore, proprio questo? Quante storie. È il fior del maestro, un buon da niente.
e la finì con fatica alle scuole, ma di lavorare non si che parlare. Chissà cosa che dirà il maestro Tandura quando che lo venirà a sapere. No, dai, i professori erano tutti preti, per lei a pian pianino, sotto vento via. E ti, Andrea, pantalone e un pantalugo, ti tasi sempre, non ti dici mai niente. Taso perché non son sparlaccion. E poi Maria non sta a farla lunga. Un vaso è una forbia e il vaso l'enda via. Ma sì che c'è un pantalone, c'è. Amor che nulla amato, amar perdona. Che forza! Sa a memoria tutto l'inferno di Dante e parte dei sepolcri del Fosco. È un uomo doppio, parla bene. Buondì, cari. Buondì, Gustetta. Oh, che mangia so che attacca bottone di madre perla. Andrea, un bicchiere di vin bianco e di quel senza acqua. Gustetta. Qua non sapemo neanche cosa che è l'acqua. Ah, buona questa! E qualche cosa allunga il vino, signor Andrea, per fregare noi di Vittorio. Caro mio, non è di Vittorio chi lo vuole, ma chi lo merita. E te meriti poco, con buon rispetto parlando. E poi non capisco perché un da Rovigo parla italiano. Parlo italiano perché i miei genitori rodigini così mi hanno insegnato, per elevare la famiglia nella scala sociale. Sa, io insegno storia e filosofia qui al Liceo Flaminio, ma insegno storia e filosofia, non dialetto. Il dialetto è del popolino. Oh, professore, al popolino è quel popolo su con che te mangi, ma senti questo. Bepi, gli vorrà che te mi giusti a bicicletta. Glielo presta a comare che aveva correre per il parto di Agina a Frigona. No, poteva attaccare il cavallo a Birossi. La era di premura, lei che cascata tornando. E la bicicletta lì una roba da ciaparne corsa, per fare dei mestieri lei meglio di tu. La salva anche le vite come che disse il dottor Carturano. Hai ragione, Gustita. Però, per quanta premura che te possa avere, bisogna sempre ricordarsi che né la femmina né la bicicletta non si impresta mai a nessuno. La bicicletta poi specialmente. Ah, dai, vado a finire. Oh, dai, dai. Ma senti, si impresta la bicicletta. Se mi apporto, dice tu. Andrea, sono stata a fare la spesa fino a salsa. Alle tutto un mamò su tuo figlio quel tandura là. Lo sa tutta l'Italia ormai. Maria, Lo sa tutti. che parla che siga, le sol quelle che salta la cavallina fuori a casa, quelle che non si ricorda più che da giovane, l'era loro che fea la cavalchina posare sul voler. Vai lì a parlare con Maestro Tandura. Non ti pare che aspetti a sopare e quindi a me medesimo fa sto passo? Forse, ma qua comanda me e perciò vai io. Ma dai, che andrà tutto bene. Al va militare, mi ha detto il Moro Rodea che quando Sandrin l'ende a casa e il ha ditta a sopare in buon taglian, Maddalena Petterle è la mia morosa e quando torno da militare la sposo. Se torna, sopare cosa che hai udito? Ma sarà affari suoi, no? Intanto, se non si comporta bene la Maddalena, mica scavezza il collo. Come che è vero Dio che mi scavezza il collo? Ah, i medeghi, le sparonzone e la guerra spopola la terra. Oh, buondì Maddalena! Quindi, Beppi. Dammi un numero va che mi sia ben la tornata. Oh, caro professore, sono proprio contento che si sia degnato di venire qua in osteria a bere con Beppi giusto a biciclette e anche giusto ombrelli. Per cui il professore è sempre qua.
E che somiglia tanto a vostro fratello che adesso fa l'avvocato a Vicenza. Beh, non stai a esagerare, le un tocco e non lo vede più. Lei sta qua 2 anni fa e anche adesso scampò. Allora, professor, tutto bene? Lavoro, politica e le femmine? Ah, sono un fiastrac. Ciao. Gli anni passano anche a partita tu? Non so che vai giusto a bicicletta o porto pure il ramo al professore. Età? 50 anni, nel pieno. Ecco, questo vuol dire, quante storie. Con rispetto dico, con rispetto per l'età, con rispetto per la laurea. Ehi, Andrea, non ti sei pitando neanche a ticcia tu? Cosa te vuol Beppi? Al di da un cuore, è così. Lavorare, per mettere d'accordo baruffanti, veci, voce. Che noi se capisse più. E per cosa poi? Perché? Per vivere da siori? Ah, dei siori, per quel che mi riguarda, genese sol de tresor. Sior sì, sior no, sior mona. Senza offenderti, Andrea. Dove sei tu? È lo professore per quel che riguarda le femmine? Ah, oggi non c'è più religione. Mostrano e basta. Non sono tutte a modo come la signorina Maddalena, tutta a casa. Chiesa e famiglia. E Sandrine? Di Maddalena parli dopo. E lui? Con me fanno tutte le segnose. Signorine, zitelle, maritate e vedove. Pardo porti persi. Quante storie. Insomma, professor, resterà sempre signorino? Donnacce. Professor, quel vuole come una corteazza, sincero come un tribunale? Dai, facciamola finita con me, che ne ho già abbastanza con le mie colleghe. Pensiamo ai giovani. Che cosa ci racconti, Maddalena? Che Sandro Tandura le partì soldato. Diventerà ufficiale, farà la guerra e torna a Visidor per sposarmi. Anche se mia madre non la vuole diventare nonna. Calma, manco fregola, va pianin. Se te sente tomare che non la vuol diventare nonna. Ha ragione la Maddalena, ma leggete qui. Si dice che bisogna dichiarare guerra all'Austria. E in effetti quando sono andato a Treviso ho notato un certo via va di soldati. Quando? Non ti vede l'ora? Non è mia come fa la Licia se tu fa la guerra è una gran fregata. Io ho un eroe nell'esercito e se viene la guerra e torna a Visidor e mi sposa. Sono stata fino a in guerra, che vai sparare l'austriaco invasore. Guarda qua. Austriaci di razza che era. Questo è uno che vuoi per i nostri giovani, Perché? Per i vecchi sì? Beh, se muoiono un po' di vecchi, poco male. Professor, ma io devo dare i numeri e devo dare i semini, ma cosa dici io? Che volpi pensatori e fronte manco soldati, vero professore? E Sandrine? Non è neanche tan grande. 1,56 m, 2 centimetri più alto del re Vittorio Emanuele III. Ma che bello! Lui prima di partire fante. Sapevo che la Genoveva l'aveva sfassato una carina sulla testa a suo presidente che era ora di minare le mani. Ma non era moco della destra la onda Genoveva? Non l'aveva stata in Libia? Chi, la Genoveva? Gustita, se tu gioca la mano destra, questa qua. Andrea, saltami un bicchierino di quel forte perché ho messo un piede in mezzo ai raggi della bicicletta di Beppi. Sono stata anche alla giusta ossa. Stai attenta. Eccoci Andrea, giro e basta, ti va bene? Fammi vedere Giustetta, qua costa il Tasi, ho messo dentro i raggi. Guarda che ragazzi. Lascia stare che ti fa più male che bene, dai su. Nel mezzo di cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ciao Gustita, tu c'è una mentina che così ti giusta il stomaco?
e non ti servirà neanche la graspa. Non mi fa senso. Alle 2 mesi che sei in guerra e guarda parli come che fosse sciopata ieri. Buongiorno signora Maria, la trovo in forma splendida. Ah, lascia stare le gattinate, le 9 le sempre più scure. Den avanti, tornare in rio, coppen, sincopati. E no, professore, che giornale hai comprato? L'ho presa a scuola. È del 5 maggio 1815. 915. Professore, mancò che ben 27 del mese di giugno. Ecco cosa che insegna i professori a scuola. A imbrogliare il tempo insegna. A imbrogliare il tempo. A imbrogliare il tempo e basta. Intanto Sandro Tandura si spostava nelle varie zone di battaglia e continuava ad affrontare il nemico, ma una sera Sandrine, cosa te fa? Ciao Madena, a sta roba non è niente. E te fa male? No, la Chipanti si sopporta, non è mia paura di perire. Te vuoi bene, Madalena? Lo so, Sandro, che te me vuol bene. Ti sei il mio eroe. Sandrine, porco d'un can, vieni qua che ti abbracci. Ma ti abbraccia sto là, come sta? A ben pensare, non so neanche a me. Era il 1 luglio, era in centro andare sul Podgora. Sandrine, cos'è il Podgora? Arena montagnosa, che noi altri abbiamo in Calvario, e i sloveni hanno Podgora. È importante per la difesa di Gorizia. E i Kruki, era là in presto, e noi altri a bombe. Ma Gesù bambino fin la via te hai mandato? Ciò dove si vede dove che era i Kruki, perché i carabinieri li preparavano bella parte. Ma combatti a calori? E ciò, a un certo punto, per scominciare il mondo, veniva avanti come i tedeschi, ma era Kruki, botte da orbi, finché ho sentito un colpo sul braccio. Ah, pensai che mi avesse cavato. E invece, guarda qua, è ancora attaccato. Gli uomini, con tutto il suo saper, vero professore, gli è sempre più stupidi e più cattivi. Ma adesso ti riposa qua con me? Ma per quanto? Loro gli dice 4 mesi, ma mi torna pronto ancora domani. Non ti sarà mia mamma? Ciò cosa, dove invece questa guerra, senza di me, non so, c'è bisogno di caporali laggiù. E mi sono le squadre scamponi. E quanti tedeschi ha tu papà? Ne sono, meno in coppe, i fai prigionieri. Oh, senti questa. Ne ho sentite di balle, ma come questa. A proposito, dov'è che sei caporale? Il secondo reggimento re. Per me ti ha salato abbastanza. Ti ha dato quasi un braccio alla patria. E potevi lasciarti a casa perché ti ha salato una pestata di ossa. Bisogna finirle le robe che si scomincia. Vince la guerra e te spose. Bravo Sandro! Sandrine, certo che ti fai prigionieri non ne crede. Loro spara e ti dici sulle mani, Kruki. Ma dai, figurarsi. In questi primi mesi di guerra aveva fatto prigionieri più di 1600 tedeschi. E anche occupati? Questo vuoi dire a capire. Però bisogna dire che la morte è sempre impronta come le toie di osti. Certo, signor Macato, che le cattive notizie le verse l'intelletto. Morire è l'ultima capea che si fa. E mi che stai meglio lontano. E Pitos, e tutte le punture che dite i dottori. Questo vuoi, Sandrine? Prigionieri, copari o cosa? I tedeschi bisogna buttarli fuori, gli artisti bisogna buttarli fuori. E lui, professore, attento alle femmine, e fa bene a stare lontano. Perché dice che chi che si marita e non conosce l'uso, fa le gambe piappe e lungo il muso. A dire il vero, caro Sandrin, si discorreva prima, così per gioco, che le donne non mi badano. Beato te, tienti stretta stretta la tua Maddalena. Caro professor, nel zoo ora si perde e ora si vince, ma in guerra non si può dare vinta ai Kruki. È così che vuoi far terno secco ogni volta che si esce dalla trincea. Parla come un vencitore. Vieni Sandrine che ti accompagna a Seraval dai tuoi, e dalle tue due sorelle, la Lucina e la Emma.
in tante cose che l'altro giorno eravamo. È successo al finimondo. E che era qua? Andrea, satemi un bicchiere di vin dolce che invece di punture all'inmeglio c'ho una parbuca e poi Ecco qua. grazie. Aspetta, te noto anche questo? Sì, nota che paghi il fine mese. Ha tu finire? Quindi? Sì. Ecco, professore. Andiamo. Guarda un conto qua, questo bustetto. Il mio lavoro. Sì, telematica sempre tu. Allora, sei. Il tempo passava, ci furono tanti scontri contro gli invasori, con risultati alterni. Le notizie a casa arrivavano frammentate e per diverse vie. Andrea, Maddalena, sono stata sulla Seraval da amare di Sandro, la signora Maria, che la mi ha data sta lettera che è arrivata dal boccia dei Deris, che è in convalescenza e che gliel'ha data a Sandrino. Se sta le ciacco di Maria, dammi qua. Dammi qua che lei di me somiglia amorosa la sposa futura. Cari mamma e papà, intanto che vi voglio bene a tutti e alla Maddalena in particolare. A me? In particolare a me? Ciao. Vi annuncio che dal 30 settembre 1916 sono stato trasferito alla 333esima compagnia mitraglieri Fiat e che il 5 di dicembre mi hanno nominato sergente presso il reparto mitraglieri Fiat Brescia. Sergente! Porca loca! Lei è un grado alto al comando a Pluton? Sì. E pensar che qua qualche d'un il disea che l'era un buon da niente. Un gran bravo giovine, quell'Alessandro. Novità? Sergente di mitraglieri! Erbacco, l'ho sempre detto io che era un ragazzo in gamba. Professore, se per quello è mia vera o sai, lo stai contando così e come una buttolava bene? Se non l'ho detto, l'ho pensato. Ma lui pensa e Cosa conta io sempre del paregamento? Cosa io del paregamento? Guardate qua, nuovo di Tecca, Sandrina comanda a Pluton d'assalto e più pericolosi. Chi la Rita? Sua sorella Lucina che è stata ieri sera in bottega mia, quasi aggiustare sotto tacco di destra. Ma lei non è giusta bicicletta? Anche ombrelle, scarpe, scappini, savate, tutti in zenocion. Professore, mi insegno. Perché chi che non si insegna poi attegna. E lui professore, cosa insegna alla scuola? Filosofia e storia, lingua italiana. L'altro dia trovare Ricchetto di Bisi che domanda cosa ti insegna appunto professore a scuola? A me insegna le robe così, con filosofia. Non fa solo spiritoso. Filosofia o storia che sia, se andiamo avanti così diventerà generale. E cari miei, Sandrin sta andando nel 220° reggimento Sele perché ha scritto così. Alessandro Tandura è stato ammesso a frequentare il corso di istruzione per aspiranti ufficiali. Un ufficiale? L'avevo sempre detto lui che andava a fare la guerra per fare l'ufficiale e dopo averla vinta sta guerra sposarmi. Maddalena, la perpetua è il Monsignor Belè, la parla che Tomoroso le sta nominando aspirante ufficiale alta di fanteria. Ma guarda stoppandolo, tutti mormora e mica sono la sua morosa. Mi scrive, mi mandi di. Ti tiene nell'ignoranza finché tu non soffra. Oh, guarda caro Luca, che mi non soffro mia se va avanti di grado. Soffro se me lo ferisce, se me lo coppa o se me lo fa prigioniero. Su Maddalena, farà quel che il polpo lo giovane. Te vedrà che se farà vivo prima o dopo e magari viene a trovarti una sorpresa. Grazie papà, grazie tante. Di sicuro che venirà nuda persona a dirmi che diventate niente.
Andrea, un'ombra di bianco perché le prestimpa il nero. Certo che la costetta è una buona gustaia, Che qua la costetta ancora. Ecco, Gustetta, baby, dai. E lei tra un bicchiere di vin bon e un bicchierino di graspa scadente la sceglie sempre quel che costa manco, un bicchiere di vino. Andrea aveva ragione. Questa volta il postino arrivò prima delle chiacchiere. Che notizia, che notizia! Nominato sottotenente di complemento arma di fanteria 15 maggio 1917. Papà, che mi ha proprio ragione. L'aspetta la nomina da ufficiale per dirmelo sotto a me. Bardè, comando ottava armata, gentile signorina Petterle. Son me? Sì, ma con 2 T, Petterle. Ma cosa vuole che sappia di doppio un ufficiale combattente? Su avanti, che vuole un brindisi, offre la casa per Diana. Ecco che preparemo i bicchieri per tutti. Ecco qua, porte che... Ecco, professore, Beppi. Grazie Maria, grazie. Ecco qua. Evviva cari miei, lei è diventata ufficiale Femo Festa. Sì, ma ci vorrebbe anche uno stuzzichino da mettere sotto i denti. Se non la cambia, se mangia de magro quest'anno. Bevemo. Viva Alessandro! Viva Alessandro Tandura, è il nostro E Sandrini. la Somorosa! Evviva! Dalla nomina a sottotenente del 15 maggio 1917, Sandro Tandura venne a trovarsi nel caos della ritirata, là nella valle dell'Isonzo. Il nemico avanzava e arrivò ad occupare Vittorio e oltre, giù, fino al Piave. Gesù, Giuseppe, Maria, Dominus Vobiscum, alle riva i tedeschi, e i nostri soldati tutti quanti scampati, prigionieri o morti. E la neve la viaggiò a strasse. Ma che cosa se tu dirà è 10 di mattina, Beppi? Lei si lo cosa, se butterà in piova. Lei si lo cosa, se butterà in piova. Lucio, Achtung! cosa fai? Ich bin Alpejäger. Mio nonno partecipare a battaglia solstizio. Ferito schegge di granata italiana. Lui dire sempre avere rispetto per 3 cose in vita. Mia nonna, Anche delle Alpi e comanda l'Orea. il vino veneto Ma no, quelli con l'acqua di Andrea, meglio quelli con Torino. e l'artiglieria italiana. Ah, questo le sicuro, è meglio perché in paura che rispetto. Ma Beppi, non ti sa quel che devi... Cosa vuoi che capisca il signor là con la pistola al nemico? Ehi, mi torni alla bicicletta! Nein, requiescati in pace, bottino di guerra. Bottiglia Stai. Bottiglia va via, mi serve per lavorare, per andare al mercato e per trasportare le pituse. Ma poi l'aiutare da quando che si rompe? E prestare a chi che occorre. E poi la costa un goccio? Le serve per andare a lavorare, per andare a cercare le robe che si trova, parare un passaggio qua su, sentare sul bastone a bicicletta, per trovare qualsiasi roba che si perde e per andare dai carabinieri a denunciare un furto. Carabinieri anziché noi! Voi tutti prigionieri di Franz Josef von Segre, re ed imperatore! Noi andate veloci per il Veneto e Italia con esercito, cavalli, cannoni, carri e biciclette. Ma lui signor che ne dice tutte queste brutte robe qua? Ma lo chiede? Franz, Schaber, Josef, Fidelis, Nippen, Rauten, Struccando? E dopo parole? maggiore di cavalleria e genio militare.
è arrivato il feroce burgo all'esercito germanico e dopo arriveranno anche i turchi e farisai austriaci. In una parola, i tedeschi. Il tempo è noto, ven qua, un tracagnotto a pistola. Turpi stranieri in suolo italiano. Ci hanno dichiarato guerra. Ma mi non so dove che vive lui, professore. È cosa che gli insegna che il povero Tosà le 2 anni che sei in guerra. Voi traditori! Avere dichiarato guerra all'imperiale Regio Esercito Austriaco e dopo anche quello germanico! Ah, davvero? Guarda, a scuola non ne hanno parlato. Sa, io sono professore qua al liceo Flaminio. Insegno lingua e letteratura italiana. Ma non insegni a filosofia e storia poi? È lo stesso, è lo stesso. Domo le tu tiende tedeschi saganiti. E lui cosa fai qua con Candeval? Guarda la bicicletta che non vuoi vederla qua in osteria. Chi comandava qui? Padrone essere papà sposato con mamma? Figlia, c'è una birra. Io mangiare e dormire qui. Ed io sono andati giù fuori nella tettoia. Anche loro mangia e dorme. Sveglia al mattina ore 6. Ordine di requisizione. Ma guardati, siamo bottini di guerra. Ma dove le abbiamo ciappate? I nostri soldati qui scappati ieri che vi ciappate a Caporetto. Ehi, dov'è questo Caporetto? In Slavia, signora Maria, in Slavia. Ma ieri arrivare fin qua ormai. Basta parlare. Qui comandare io. Andate sopra per stanza. Me accompagnate. Ah, venimi a mostrare che la sostanza. Sì, Cruco, aspetta che vieni a saperlo il Sandrino. Ma guarda che signor macaco. Ciao, mi non vedi niente bene. Andai a fregare la bicicletta. Si qua, non vorrà mai a tevere del nostro a pane spaghinare. E se ti dici di no, diventa bestie feroci. E i saraboni anche le usanno essa sue donne. Beh, questo non è il peso di mais. Sì, usted te puoi chiamare fortunata perché te sei fuori del tuo problema. Brutta come il pecamortale. Oh, Andrea, brutta in osteria, ma ben piazza è. Hola. E molti armati e di feroce mani batter misere plebei, e nelle vite, negli averi, nell'onore mettere a dire le sanguinose e non pugnanti mani. Ma così c'è Carducci. Aspetta che mi dia. Dai, che ne cosa fai? Ne cosa perfette, sì, no. Se Andrea ti seduto a meglio nella cara, va, che guarda, che te mandi, aspetta che Oh, signore, un tedesco. Chi pileses? Sta ora. Guardi tutti, papà. Vado mi. Chi batte? Sono Sandro, Sandrino Tandura, per Zeme. Benedetto Fiol. Guarda che qua le piante tedeschi anche su in camera e sotto la tettoia. Come sei tu arrivato in qua? Ah, tu sei, tu fan? Ti ancora andare in cesso? Mi ha buttato da un aereo quel paracadute. Un paraché? Che roba che l'è? Un teo di seda nero dei inglesi, una specie di ombrea grande, che ti vienzò pian pianin, o quasi, con sotto un occhio, arrivi. Come un persico che casca dall'albero. E perché ti hai buttato? Sono ardito del battaglione Fiammenere, un ufficiale, Madena, un tenente. Ne sono per buttare per 2 motivi, per fare la spia e dare il nostro comando tutte e 9 sui crucchi. E che altro motivo? Ma parete Anche i paroi, vuoi versare, tenente? Ma dimmi, Sandrino, incontenti tu che ti fai la Maddalena? Come da Pasqua e senza tanti comarò. E poi, contenti tutti. Cosa vuoi tu? L'amor non spetta. Andrea, con te parla così ti darei una slepa, ma una slepa così non tiene. L'amor senza un vaso, le come pan senza sal. Ma sì, dai. Sabio che ti sarebbe vestito in persona a dirmi che ti sei tenente. Un ufficiale dell'esercito che giura fedeltà al re.
E che non tiene una parola. Parliamo bien, lei ci ascolta, vi ospite, un ufficiale che cobete. Ma te, Sandrine, te sei un eroe! Per fare l'eroe ho bisogno di altri. Intanto procurami un vestito contadino e scondemi la divisa. Per il comando supremo alle de gran valor conoscere quanti e dove che lei nemici a spararghe coi canon fino a far tremare la terra e liberare Veneto e l'Italia. Parla pian. Ma scusa, ti hai fa provare quel coso là, quel paracadute? Ma sei tu matta? Con quel che costa? E boh, all'inglese? Allora, Sandrine, non vi si capivi per via della lingua? Mio colonnello mi ha detto, se proprio vuoi saperla lei, tenente, sarà il primo paracadutista del mondo in azione di guerra. Secondo me, tanto basta. Non serve fare le prove. Oh, mi ho creduto a parola. Questo si chiama parlar scet. Ma adesso dove io? Chi? Il colonnello? Al paracadute? Ah, lo sotterrà sul cortile del Piovano de San Martino del Corro in mezzo dove che sono arrivato a terra. Adesso, basta c'è questo. Finché è scuro devi arrivare sul colle del Pezzo Visentin dove muoverò i piccioni viaggiatori con i foglietti di ali e satine da mandare al di là del piave dove che nei nostri. Ma dove è sto col del Pezzo? A lei, vicino ai piani delle femmine e solo alle vine, la quota la dice 886 metri sul livello del mare. E cosa dobbiamo fare altri? Ah, dovevo informarvi sui movimenti delle truppe, sulle sedi dei comandi militari, sulle mostrine dei soldati e sul numero degli ufficiali in giro per il territorio e dopo mi vegnerò a alle 9 o a Maddalena la mi portare a sua rafana. Ma adesso vai di corso. Vieni comico i vestiti a posto per dare ad altri partiti. E ti Maddalena, qua, non devi venire a vogliosare, C'era Andrea, c'era Maddalena. C'era Beppi. Con tutti sti sacchini, sti casini, ste botte, e ti porta via partire il boccone da bocca? Non mi sente bene stare a casa, se sono mi sole. Cosa te vuol Beppi? Te starà qua con altri? Le biciclette, te le aggiusterà da qua? No, grazie, però Andrea, grazie. Così potrò aggiustare la bicicletta ai pressi nei decenni, a mettergli un masso, una vite e anche i tassei. Ma i crocchi che l'ha rubata, la bicicletta? Ah, i crocchi non si via a giocare a sconda di yoga. Non riesco a scondere il cook e riesco a accompagnare il mio. Avanti! I roba dappertutto. O sarà a casa e non mandavo se Andrea poteva trasportarmi qua finché dura sto buridone. Giustetta, cosa ha avuto? I bottoni, te portacarli anche da qua? Alena fanno in giro che non vedi che miseria, che infami. I che accoppai porta via i doveini che togli fruttarol te ne nascondeste. Io appestato a reto. E Valtri stare qua. Dove che se mangia in 3, se mangerà anche in 7. Posso sentarmi? Sente te, Giustetta. Le case d'Italia sono fatte per noi e là sul Danubio la casa dei tuoi. Tu i campi ci guasti, tu il pane ci involi. Fasemmola corta, professore. Cosa vuole a sta ora? Mi hanno requisito la casa. E guardate qua sullo zigomo che botta. Mi hanno cacciato via dalla mia casa i dombiari. E lui declama poesie? Versi del Mercantini, signor Andrea. Del Mercantini. Belli e significativi. Posso sedermi? E star qua anche lui? Magari mi potesse ospitare per qualche giorno. Là fuori ne stanno combinando di tutti i colori. Ma io spero che gli italiani arrivino presto. Qualche giorno. Oh, Sandrine! Cosa fai? Sandrine qua. Sandrine papà. Dopo ve conto. Adesso lasciamo che vada. Va Sandrine, che quando che te torna, te verrà le 9 da mandare al comando. Sandrine, ciao! 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 Un eroe, un ardito, un ufficiale del reso esercito il moroso de Mefia. Maria, trove che un letto col paion par sta brava gente. L'osteria di Andrea Peterle la diventa mezza caserma e mezzo albergo. Vieni comico che mi prepara il paglione. Dai, avanti. Dai, che dai. Avanti. Speri di aver scarzozze che ne basta.
Sandrine. È più di una settimana che non vede. Ma speriamo bene che non sia successo niente. Ciao, cocca mia adorata! Una cosa? Sì? Sì, 3 sere fa mi ha fermato Gennarmi. Manco mai che tenente Pagnini, ti sa quel Triestin de tappa, comandante del tappa austriaco che mi aveva procurato un documento di identificazione come Antonio Duretti in Vaido? E ti hai a Sandar? E no proprio. Come no proprio? No, mi ha fermato e mi ha fatto prigioniero, ma sono scampato. Ma non ti sarà mia madre? E ciò, non li arditi. Un ardito non ti avrà mia paura di questo, non un ardito. Noi arditi semi mortali non abbiamo paura dei ferire. E dopo che abbiamo vinto la guerra, dovevo sposarsi. Non devo mia che si sposa una viva con me. Oh, Sandrina, che asino che te sei, non ti avrà mia... Che mi dite che sei un eroe vivo per sempre? Intanto, dimmi come che è la vita qua sopra. Una vita di invasione, tremenda, paurosa. Si soffre, si piange e si muore anche. A Vittorio ci sono gli alti comandi austriaci. C'è fame in città e la fame è brutta. Ci sono tanti morti. I bambini e i vecchi fanno la fila davanti alle caserme per un po' di brodo lungo. Fa parte della guerra bere anche acqua piovana, visto che non ci sono più fontane. Le autorità sono sparite. Medici, podestà e signori spariti. Sono rimasti solo i poveracci e qualche sacerdote. Si sente dire che a Treviso ci sono dei cartelli con su scritto fuori i tedeschi e fuori anche i profughi. I profughi siamo noi, di Vittorio, di Conegliano, Cappello. Ci sono anche dei vittoriesi che fanno la spia per un pezzo di pane. Poveracci. In guerra bisogna stare attenti al nemico, ma anche all'amico. La senti? Magna? Un di sì e due no. Le un fiade marca nero per chi che dopo anche. E la tua missione? E grazie all'informazione che mi passai, non mancherà tanto che arriverà ai nostri. Oh, ma dai, devo ricordarsi che Seneda è stata distrutta 7 volte da Attila, ma i Cruchi non gli è mai riusciti e non riuscirà neanche stavolta. Sa tu chi che se la passa a Politin? Le gavinelle e le moscardine. Le mangia 2 volte al dì e le balla nude crude la mensa di ufficiali austriaci. Ma ridare o no lei stessa? Disturbe? Sì. Una volta si diceva, se non vede carte in regola, al Piovano non vede marita. Sarà un bel vedere cosa che succederà a ste pimpinote quando vorremo andare a guerra. Disturbo? Sì. Sbaglia, professore. Caro tenente, volevo sapere come vanno le cose. I nostri si muovono? Ho l'impressione che qualcuno stia facendo San Martino. Disturbe? Ormai. Di stare San Martino la dura 3 giorni un pochettino e dopo fuori l'invasore. E siamo nell'epoca giusta, ottobre 1918 e poi novembre. La gustetta, la secontenta del pop dell'estate San Martino. E la ragione perché far San Martino vuole anche dire andare via fuori dai totani. E le robe le fa mettersi mai per i Cruchi. Segno chiaro, le spostarsi qua a panno degli ufficiali. Le prime a far San Martino, alle sta 500 signorine che confondeva con Grazia e Cipri all'odore di caserma. Sandrina, lei che ti casa è roba pericolosa questa. Ma ne avessi anche voi altri fronte di signorini? Ma te va proprio a cercartele? Te sa che lei è gelosa anche dell'aria che te respira. Sandrina, dimmi, come va lassù sul Col de Pe? Ah, continua a guardare in giro e muore piccioni velori con le statine piene di note. Ascolta, però, è una settimana che non ti vedevo, come mai? Sono sta acciappata ai Cruchi. Sì. E mi ha detto, essere soldato italiano. Mi ho risposto che resta Perina il 15 sul Podgora e che mi aveva mandato a casa. Che anche a mostrare il braccio. Tu menti, tutte canaglie voi italiani.
E così mi ha ciappato e portato a Sazin e caricato sul treno per Bosnia. Oh mamma seminale, e non temeris niente? No, perché sono scampato e sono buttato dai finestrini del treno a Fontana Freda e dopo su di corsa a Tana. Ma dimmi Sabrina, i hanno rivisti gli italiani? Scopa! Bisogna che te li righe gli arditi, che sono andata al marcare in piazza Flaminio, in piazza Garibaldi. Oh, che prezzi! Burro 5 lire. Al latte 25 centesimi. E il zucchero 2 mero. E il formaio? 8 lire. Pensa di che roba. Basta gustetta, dai, lascia perdere. E Sandrini, vivi i nostri come sei. E la bianca Busteo mi ha contato che l'altro giorno alle 8 di mattina si è presentato un Delori a casa sua in via Scrissi e che ha portato via tutto, anche il servizio del lavaman. Anche i nostri roba qua e là. E care no che noi finisciamo in roba, ormai che fate sulla mano. Basta ciacqueare, dimmi Sandrini. I nostri come segni qua, i nostri. Su dal coll, è una roba tremenda, un spasimo, spara i canon, spara i mitragli e spara i fusi. Si assassina a baionetta. Dal mio posto di osservazione si vede tutto, i riva, signora Maria, i riva. Tra il nemico è un bel casino, tutti provano a scampare, catarcari, cavalli, biciclette, e si ritira, riva i nostri. E sta pronti anche i lancieri di Firenze con i suoi cavalli e gli arditi come me con i suoi pugnali e bombe a mano. I bersaglieri con i suoi piume e biciclette. Ma anche le biciclette per la guerra? Proprio così, baby, come quelle che ti giusta a te. Ma non le biciclette militari? No, nel 15 del 16 gli adoperà quei civili per espugnare Caston dell'Ora, ma dopo le va quei militari. Ah, dimmi, e le biciclette militari e il canone davanti? E piegheo per essere portata in spara quando che si spara e si figa. Anche ne per quei di stop, per il portabombe e per gli ufficiali, e le anca, il frega bacchetta e il campanello. Tutti quanti. Ciao Sandrine, ciao. Parte necessità virtù, anche la bicicletta, che serve a spostarsi veloce, che determina il progresso. Anche la bicicletta, all'occorrenza, diventa uno strumento di guerra. Ah, l'umanità! Come che è il mondo? Quando che la bicicletta adopera a comare vuol dire vita, un piccinino che nasce. Quando che la adopera un bersagliere vuol dire morte, un soldato nemico che muore. O forse anche un bersagliere. My God! Eine Batoste! Ich recurre ste lei! Ha detto, auf Wiedersehen! Fuori dai totani! Auf Wiedersehen! Dammi qua le biciclette e buttini di guerra! Porca miseria! Baby, guarda che va via quel puerto e quel buttino di visto! Ah, su che vai, chissà che arrivi a casa prima di morire da papore, ostia! Danke! Va fuori d'Italia, va fuori straniero. Via. A mezzanotte del 30 ottobre tutto era finito. Le truppe italiane entravano a Ceneda. C'era tanta gente festosa ad accoglierle.
mi ha la medaglia d'oro ai valori militari. Oh, però, bravo! Sentì la motivazione. La leggo io che sono professore di storia. E come disse Garibaldi a Calatafimi nel 1860, qua si fa la storia. Qua si fa la storia d'Italia o si muore. Dettagli. Leggiamo dunque di questo nostro grande eroe. Animato dal più ardente amor di patria, si offriva per compiere una missione estremamente rischiosa. Da un aeroplano in volo si faceva lanciare con un paracadute al di là delle linee nemiche, nel Veneto invaso, dove, con alacre intelligenza, raccoglieva nuclei ufficiali nostri e soldati nostri dispersi e animandoli col proprio coraggio e con la propria fede, costituiva con essi un servizio di informazioni che riuscì di preziosissimo ausilio alle operazioni. 2 volte arrestato e 2 volte sfuggito, dopo 3 mesi di audacia leggendarie, integrava la veduta e feconda opera sua, ponendosi arditamente alla testa dei suoi schieri di ribelli e con esse insorgendo nel momento in cui si delineava la ritirata nemica e agevolando così l'avanzata vittoriosa delle nostre truppe. Fulgido esempio di abnegazione, di cosciente coraggio e di generosa intera dedizione di tutto se stesso alla patria. Piave, Vittorio, agosto, ottobre 1918. Bravo! Un orgoglio per tutti quanti italiani! Attenti, ascolteme e a me mi ha dato qui ad argento. La senti il papà che ti ha piccorato? Dammi qua. Con elevatissimo senso patriottico, rafforzatosi durante l'occupazione nemica, sfidando il pericolo gravissimo di essere scoperta e quindi esposta a gravi sanzioni, collaborava con un suo congiunto, ufficiale del Regio Esercito, calatosi nottetempo con il paracadute oltre le linee nemiche per audace impresa di guerra, fornendogli assistenza ed aiuto con fede mai doma, fino al ritorno nella sua terra redenta dalle truppe liberatrici. Vittorio, novembre 1918. Brava! Partite in mes congiunto li podia mettere moroso. Ma lascia perdere Maddalena, la mettitona manco venga a sposarsi. E coi sono al Santus chi chiantantine quel che si dice senza nota. Nella primavera del 1919, lui in alto uniforme da tenente, lei radiosa in un bellissimo abito bianco. Finiti i giorni lieti, nonostante la sua medaglia d'oro, ci furono delle difficoltà per Sandro di rimanere nell'esercito, ma superò anche quelle. Fu mandato al 7° Reggimento Alpini di Belluno, la sua carriera militare continuava. Ciò, il lo ha portato in trionfo a Roma, se sta ricevuto al re. Sì, lui fa l'eroe e la nostra buona Maddalena è sanata secondo. Prima Nino Vittorio ed adesso la della Vittoria Beun. Sono stata su 15 lì a dargli una mano, insieme alla Gustetta che le è stata proprio di aiuto. Sapevo che Sandrina partirà per la Libia. Nel Regio Corpo Truppe Coloniali della Cirenaica, 21° Battaglione Eritreo. In Cirenaica mi sono stato nell'11 per la guerra contro i turchi. Oh, che brutta gente, che brutta gente. E come ha preso la notizia la poverella? Poverella sarà Lucia il professor, la Maddalena la par una spumiglia. Come che la ciapava? Ma la ciapava! Più che altro la era infuriata e la gran cadita. Invece di fare l'eroe, non ti poteva fare il maestro
come tuo pare. E dopo la gratuità, e sta attento coi negri, se no arrivi a fare la guerra d'Africa. Lei è sempre stata gelosa, la Maddalena. Sì, ma Sandrina Gaeta che stai tranquilla. Solo che non capia, perché è il duce e re. Li poteva star buoni invece di rompere le baie ai negri. Rita, proprio così? Così la Le vita. baie? Sì. Davanti a Maddalena? Sì, caro mio. Quando che vuoi. Ma la Maddalena la fa la pitussa e non la pirita niente. E ora sarà la bottega qua. E ora di essere in bottega, se è tardi, andiamo fiori, dai. Ma non è nessuno, chissà dove sarà dati, dove sarai andati? Ah, sicuramente andate col Vanessa, cioè qui, deve sempre. Chi saranno qua? Al postile. Ciao, dal comando del brigata? Guarda che non vuoi disgrazia proprio in voi che siete andati a trovare me per festeggiare i tuoi meriti speciali. Guarda che la cosa, la carta, da sol che 2 anni. Che ne tu combina una delle due? Comando de brigata? Ho un amico al comando de brigata. Sa, il capitano Darol, un muro, una bestima. Lesi senza imbrogliare. Te lo saletti dei occhi che ti cerca di fare al furbetto. Alle robe militari, cosa ha avuto che ti interessa? Ah, dammi qua che lesemi. Avvocati, ufficiali e predicatori perde massa spessa il filo del discorso. Dunque, egregio, vista e considerato Regio Decreto, la sua domanda di trasferimento nel Regio Corpo di spedizioni in Africa è stata accolta. Spiegami subito sta roba prima che vai fuori dei vestiti. Senti Dea. In piedi sta, in piedi. Ti spieghi? Sarà meglio partire. Così, parlando, te lo sa, colori, almeno... Dimmi subito sta roba prima che perde. Cosa vuol dire sta roba di andare in Africa? Ma te lo sa, Maddalena, mia sorella Lucina la sa passa male in Argentina. La poteva fare manco di sposare quel macaco di Maurizio. E me ne vodo Bepin. A debiti di zogo, debiti di onore, bisogna pagare. L'uso da carte e ti te perde. Questa la mia par proprio un pochino stonata. E poi, avendo studenti da mantenere, e la pitussita che la scomincia a camminare, e la moglie di un ufficiale, allora davvero qualche che aspetta. E in Somalia, coca mea, corre gli assegni speciali di residenza in colonia. E noi altri? Qua aspettate? Appena chi me smovita dagli reparti operativi, tutte poteva venire mogadiscio. Mi basta ad aspettarvi. Benedetto uomo, che te sei un eroe per l'Italia, ma ancora di più per noi altri. La famiglia è tutta sui tuoi bracci. Quando parti tu? 7 febbraio 1934. Oh, neanche un mese? Dai che bisogna che preparino i fiori, i parenti e gli amici a sta nuova per buona. E dopo bisogna preparare tutte le robe che ti serve là. Dai, non sta a fare il pero buttino. Cammina, vieni con me. Sandrina, Maddalena, che sorpresa! Andrea, una bottiglia di quelli di Ecco qua. quel bon, dai, No, 4 bicchieri. Se non è corsa, Ma come? no? Sei appena arrivati? Dove doveva andare così di premura? E vai in Africa, papà, Mogadiscio, in Africa. Madonna. Sandrine partì con tristezza, con cuore pesante, con sofferenza, cosciente di quel sacrificio per il bene dei suoi familiari. Arrivato in Africa sentiva ancor di più la mancanza dei suoi cari, unita anche a certe situazioni che lo resero critico per gli atti di violenza contro la gente del posto. Essi stavano difendendo le loro terre, le loro case, come noi nella guerra del 15-18.
E così, dopo 3 anni di Sandrine in Africa, altra medaglia d'argento e la promozione sul campo a Maggior. Intanto, le dovrebbe arrivare anche l'ora di ieri a Mogadiscio col piroscafo Giuseppe Mazzini. Miseria nera, basta ombrella, passa l'acqua e anche la piuma. Ciao baby, giusto mia. Ah, cari miei, al male rende assistente a passare. E lì partire la Maddalena e la Vittoria e la Carla, vero? Sì, dovrebbe essere arrivate Luigina Imense e alla scuola militare di Napoli. Aspetta, come si chiama? Ah sì, la Nunziatella. Ah, se andai avanti così, diventerà un generalone più importante sopare. Certo, che a Casadena a partire da 40 passa anni non è mia una bella roba. Ecco qui neri satanasi può. Sì, ma Sandrine non la fea mia vedere quando che parla con altri. E parea che invece al mar non me ne arbote. Vero Augustita, fatto sta che io vedo, ciao Sandro. Guarda che ti manda a ciappare il sole e a fare il bagno nel mar del Mogadiscio. Ricordati di portare via anche la divisa oltre che il pistole. E anche le mutande da bagno, poi se le andare a fare il bagno con Dire il vero, mi non sono tan contenta di trasportare tutta la famiglia in Africa. E poter stare là ancora un anno e dopo tornare all'8° reggimento alpini a Udine oppure al 7° BU che considera qua più vicina. Ah beh, se lei per quella, è che ha dato anche massa alla patria. Sì, nome, cognome, grado, un più alla scuola militare e si è perite di guerra, ragazzi. Ah, finché le omi sarà guerre. Perché la scuola non va a scuola bene e per uso di sta paesiese. Gustetta, Savani tu, cosa c'è la scuola nuova e per uso? Dove altro il cervello? Ah, compatime, tante volte al cervello manco di una pita. Andrea, dammi un'altra ora, chissà che mi passi, sta annessa, sta svampata di malinconia. Altro che ne sa, la sembriaga spolpa Cancun. Ecco quando è... Gustetta, dai, bevi, ti passa. Non so cosa dire. Dammi un numero e nero cammino Andrea. Mi piacerebbe sapere come che le arrivate la sua in Somalia, come se le arrivate bene, se le si trova bene, dopo 3 anni di lontananza. La è stata una gran festa per Sandrina Maddalena, quel ben che si vuole. Sì, vero, ci va proprio bene. Grazie Maria, grazie. Non è possibile. Non è possibile. Cosa succede, professore? Ascoltate. È morto il 28 dicembre scorso il maggiore Alessandro Tandura. Come è successo? L'eroico ufficiale, medaglia d'oro a valor militare. Era stato appena raggiunto dall'adorata moglie Maddalena e dalle figlie della Vittoria e Carla. Lui correva loro incontro sul molo di Mogadiscio, poi ha rallentato un pochino, ha ripreso a correre a fatica. Finalmente le mani di Maddalena e di Alessandro si sono toccate, gli sguardi si sono incrociati, le labbra si sono unite. Gli occhi di Alessandro si sono rivolti verso il cielo con sempre maggiore intensità, finché il corpo si è abbandonato tra le braccia della moglie. È partito un unico grande grido: Sandro, non così, aiuto, aiuto! Sandro, no, non così, Sandrine! Un medico, un dottore, presto, presto! Il molo si è animato di gente che correva da tutte le parti. Della Vittoria e Carla attorno ai genitori. Si inghiozzavano, non volevano capire. Vittoria si strappava le collane e i braccialetti e le ha gettate in mare. Con citazioni, ovviamente ufficiali, di soldati, di medici, di infermieri, l'urlo lacerante della sirena, dell'ambulanza, la barella, i camici bianchi. Così è morto un grande uomo, Alessandro Tandura, alle ore 11:30 del 28 dicembre 1937, sul molo di Mogadiscio, tra le braccia della moglie, stroncato secondo scienza medica da un aneurisma, per chi lo conosceva bene, dalla gioia di riabbracciare dopo 3 anni la moglie e le sue figliole. Sandrine Tandura,
combattente, ardito, decorare medaglia d'oro. Non è morto nei tanti momenti di pericolo, ma in cui vicino alla felicità, perché la felicità non la è di sta terra. Elena Gava, voce silenziosa. Marta Zanetti, voce narrante. Anna Maria da Parè, Custeta. Walter Esposito, il professore. Guerino Baggio, Bepi. Adriano Lucchetta, ufficiale austriaco. Luigina Polettes, Maria. Rodolfo Galasso, Andrea Pettate. Gina Vitto e Antonio Massei. Maddalena e Alessandro. Signori, vi ringrazio per la vostra partecipazione, ma prima di tutto vorrei ringraziare i miei compagni di avventura. In special modo la
voce silenziosa. Lei non ha recitato sul palco, però diciamo ci ha corso dietro tutti quanti. Vorrei ringraziare Luciano della Giustina e Gianfranco Dalben per quello che sono prestati, le luci, le musiche e tutto il resto. La compagnia vittoriese del Teatro Veneto che ci fornisce sempre i fari. L'università nelle vesti del dottor Carniel che 2 anni fa appunto ci aveva proposto questo ricordo diciamo della guerra 15-18, ci aveva prospettato: vi sentite in grado, ma noi facciamo il nostro meglio, non siamo professionisti, quindi se combiniamo qualche cappella è anche perdonabile, insomma, ecco. Vorrei esprimere un pensiero, una riflessione in questo centenario che diciamo in giro ci sono, ricordano i Fanti, i Bersaglieri, tutti quanti. Io non mi dilungo su queste cose perché non sono pratico, non conosco tanto bene la storia, potrei dire qualche cavolata, quindi evito il discorso. Però vorrei entrare nello specifico in un'altra veduta, cercando di vedere oltre a quello che si vede, di sentire oltre a quello che si sente. Allora mi sono detto, ho detto al Presidente Domini di fare la chiamata. Perché di fare la chiamata? Perché in questo periodo, nel maggio del 24 maggio, l'esercito marciava. Di conseguenza è stato un richiamo sulla scena della battaglia, sul teatro della battaglia. E quindi anche questo è un teatro, un altro teatro, di un altro, è tutta quanta un'altra storia. Il teatro di guerra è qualcosa di tremendo. E allora mi sono chiesto, ma chi è la figura principale dietro tutti questi giovani che vanno a combattere? E allora mi sono ricordato di un'opera di un nostro grande artista, La Pietà del Michelangelo. C'è Maria col Cristo in braccio, però in questo caso si può vedere oltre, guardando oltre si vede una madre con il figlio morto in braccio. E mi sono immaginato di vedere tutte le madri di quei figli che sono morti sul fronte. Mi sono immaginato di vedere quei figli con le mani aggrappate alla terra per cercare di tenersi in vita. Mi sono immaginato tante cose. Tempo fa siamo andati a vedere un programma di una compagnia che veniva dai Friuli e parlava della sua famiglia, che erano stati profughi quando c'è stata la ritirata del Caporetto, sono diventati profughi chi da una parte, chi dall'altra, chi da quest'altra. E finita la battaglia, quando sono tornati a casa, la madre è venuta a sapere che uno dei figli era morto poco distante di casa sua. E questa madre diceva alla sua nipote: mi sembrava di sentir Piero che chiamava: mamma, portami a casa. E allora, rifacendomi quello che ha detto lei, ritornando a quelli che sono qua dalle nostre parti, a quante mamme è sembrato di sentire la voce del figlio che chiedeva: mamma, portami a casa. Questo è un pensiero che ogni tanto bisognerebbe ritirare fuori dal fondo del cuore. Grazie. Ultimo ma non ultimo chiamerei Nino Valenti a dire 2 parole.
Beh, per me scrivere questa commedia è stato un assoluto piacere. Quando il dottor Carniel e l'amico Roberto mi hanno spinto a farlo, ero titubante perché si presta molto ad andare sulla tragedia, no? E quindi di non riuscire a tenere la platea. Ho fatto altri lavori che sono più, diciamo, tragici. E allora ho voluto in qualche maniera ricostruire quello che mi raccontava mia nonna, mia mamma, eccetera, dell'osteria di via Oberdan, che c'è tuttora, no? Che aveva Calzolo e Vai a suo tempo, e creare là dentro la location della vicenda che poi avete ascoltato. Ecco, tutto qua. Mi è fatto molto piacere vedere la sala piena e sentire i vostri applausi. Grazie. Grazie ancora a tutti. Un ultimo applauso per voi che siete qui e per i nostri grandi attori.